Buon pomeriggio a tutti ragazzi, il mese di ottobre è partito finalmente e subito partirà da domani con un attacco artico. Poi ci aspetta un vero vortice anomala e infine anche le grandi piogge. Quindi con la giornata di mercoledì 2 ottobre le condizioni meteo, ciao Avvocatella, sono previste subito in rapido peggioramento proprio a causa di questo vortice ciclonico che sarà, come ho detto in tanti video, in discesa direttamente dal Polo Nord, quindi al nord, quindi Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, ci saranno temporali su tutte le regioni del nord, quindi già da mercoledì 2 ottobre, cioè da domani, il tempo a nord sarà davvero pessimo. Soffieranno anche molto forte i venti, raffiche di Bora al nord, quindi su tutta la fascia adriatica, la tramontana sul medio alto Tirreno e un forte maestrale sulla Sardegna, quindi in effetti pure i venti ci saranno molto violenti, ma non è finita qui perché in effetti poi arriva un altro ciclone in discesa dal nord Europa, in effetti stavolta coprirà il centro-sud, quindi massima attenzione Lazio, poi Campania, Calabria, Sicilia, a parte solo il Molise si salva da questo quadro generale, un po' la Puglia diciamo, poi su tutte diciamo queste regioni ci dovrà essere. La Puglia si salva, Avvocatello in effetti, quindi la Puglia non sarà colpita, in effetti dice Campania, Calabria e Sicilia, quindi la Puglia e Molise, penso di sì, è quasi ora che arrivi un po' di pioggia qua in Campania, anche se aspettiamo prima che arrivi e poi cantiamo vittoria, quindi ci manca ancora, quindi aspettiamo un poco. Dicono così, però la maggior parte da il nord Italia, in effetti, già da domani, quindi diciamo dice Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Massimo Latri. Dove si trova Latri? Non lo so, Massimo. Dici la città più vicina. Non l'ho mai sentita Latri, ti giuro. In effetti domani tutto il nord Italia sarà colpito, poi il centro e poi il sud. No, io a Latri non l'ho mai sentita, la verità, ragazzi. Non lo so dove si trova, quindi non posso dire che tempo farà se non so dov'è. Ah, Latri, vediamo dove si comune italiano. Lazio, allora, sì, Frosinone nel Lazio l'ho trovato. Sì, in effetti anche forse nel Lazio in effetti dava pioggia solo a Roma, in effetti, quindi il centro davano solo piogge su Roma. In effetti potrà essere nuvoloso, ma non porta proprio piogge, diciamo su Frosinone e diciamo questa è una delle principali città della Ciociara, quindi fra Frosinone e Cassino stai tu in effetti, quindi a Latri. Quindi non lo so, ti dico una bugia perché parla di Roma città in effetti, non parla di Lazio perché in effetti sull'immagine ci sta solo una nuvola grandissima su Roma, quindi non lo so, ma non credo che porterà pioggia da te. In effetti neanche nel Molise non porta pioggia, neanche in Puglia. In Abruzzo no, forse dopodomani, non domani. Domani è più il nord Italia proprio, dopodomani il centro Italia. Domani sarà interessato il Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Val d'Aosta, tutto il nord completo. Dopodomani il centro e il sud, però diciamo che la parte diciamo del Lazio sarà colpita solo Roma, dicano, quindi
Non credo perché diciamo, la mappa stava solo una macchia verde su Roma, poi sul resto stava nuvoloso, quindi non lo so. Rimane, a pigliare barca rimane avvocato. Stava proprio nero nero sul Friuli Venezia Giulia. Poi arriva questa perturbazione a sud, però colpirà solamente la Campania, la Calabria e la Sicilia, mentre il lato Adriatico no. Quindi il Molise, la Puglia, ma non credo comunque che pioverà Massimo da te. Quindi è una cosa più in Lazio in effetti è più una cosa internamente, diciamo esternamente nel terreno, quindi su Roma proprio città. Come pure a sud, dicono a sud, però in effetti parlano oppure accompagnare i figli, domani non prendere l'auto, prende la barca direttamente. Mi raccomando, domani fai massima attenzione. No, a me va bene, ti dico la verità, non si è proprio interrotta. Di solito quando si interrompe dice ricollegamento, invece adesso no, a me no. Quindi avvocate domani canotto, massimo barca a vela, ma la macchina no, l'auto no. Domani ragazzi li vai a prendere con la barca, con il canotto oppure con la barca a vela. Quindi domani ragazzi massima attenzione, subito yacht, subito. E sempre esagerare, eh? Sì, sì, ti ho salutato Federica, vedi il tuo saluto, sì, sì. Ma no, non dipende da me perché io qua funziona bene sul cellulare in mano qui. Parlo con voi lì, quindi non credo che in tutte e tre, diciamo, c'ho linea a posto. Sì, sì, a posto. Sì, sì. Sì, ragazzi, domani in nord prendete il motoscafo, quindi non vi costa nulla. Quella avvocatella voleva andare a, dove era? A Venezia, vai direttamente col motoscafo, quindi prendi i ragazzi e vai direttamente lì, senza che prendi l'auto, vai direttamente col canotto, con lo yacht, scusami. Vabbè ragazzi, vi saluto, speriamo che davvero arrivi un po' di pioggia, qua dobbiamo fare la danza della pioggia, anche perché oggi non è che ci stava visto le sole, però manco fa freddo in effetti, quindi possiamo andare ancora a mare qua. Il fine settimana sarà il centro e sud in effetti, un po' Roma, città, Campania, Calabria e Sicilia. Sì, sì, però il centro-sud. Però come centro il Lazio è solo Roma. Quindi diciamo che fine settimana a nord farà bel tempo, mentre a sud ci sarà la pioggia. Invece da domani fino a giovedì in effetti ci sarà a nord, centro, diciamo un po', Toscana. Ciao ragazzi, ci sentiamo più tardi con qua 4 video, quindi stasera gonfiate il canotto ragazzi a nord, che così domani già l'avete gonfiate buono, andate vicino dal benzinaio, dice mi gonfiate il canotto gentilmente, barca a rem e vai domani, va. Vabbè, ciao ragazzi, ciao a tutti.